Quarta corsa, il premio Shalimar, prova per 3 anni. Non vincitori di 4.000 euro in carriera, sono in 9 dietro le ali dell'Autostart, che li va ora a raccogliere. All'1 Giada Capar, Salvatore Matera, 2 Gombitelli Sandro Miraglia, 3 Galassia ZL Marco Stefani, 4 Gioia Trio Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, 5 Gazzimil Carmine Piscuoglio, 6 Gin Tonic Vad Daniele De Muru. In seconda fila 7 Gioia Ban Andrea Vitagliano, 8 Goganga Fi Antonio Di Nardo, 9 Guaiter Win Lorenzo Baldi. Macchina che prende velocità, prova apertissima, stacco della macchina, partiti veloci dal centro dello schieramento Galassia ZL e Gioia Trio. Quando si imbocca la prima curva, Galassia ZL al comando, Gioia Trio al suo esterno, galoppa Galassia ZL. E così Gioia Trio numero sfila 3 Galassia ZL squalificato. Al largo c'è Gazzimil, ha sbagliato anche Guaiter Win. Alla retroguardia numero 9 Gauter Win squalificato. 15 il lancio per Gioia Trio che ha preso la testa, punta in avanti Gazzimil che va a chiedere strada, non la ottiene dopo 400 metri in 29,9. Al comando Gioia Trio, di fuori Gazzimil, in corda Gombitelli, poi Giada Capar, quindi Goganga Fi, mentre sta sbagliando anche Gin Tonic Vad. Numero 6 Gin Tonic Vad squalificato. 45,6 dalla leader Gioia Trio che prosegue all'avanguardia, Gazzimil di fuori, in corda Gombitelli, poi Giada Capar e Goganga Fi che va a fare la seconda pariglia. 800 metri iniziali passati in 1-1-1 dalla leader Gioia Trio. Al suo esterno Gazzimil, in corda c'è Gombitelli con in scia Giada Capar, sempre in seconda pariglia Goganga Fi. Il quintetto compatto passa il primo chilometro in 1:17,4. La leader continua a controllare le operazioni, Gazzimil al suo esterno, prova lo scatto in terza ruota, Goganga Fi che sospinge Gazzimil a portare l'attacco su Gioia Trio. I tre rimangono però così nelle posizioni a ventaglio all'ingresso dell'ultima curva. Gioia Trio in vantaggio, Gazzimil di fuori e Goganga in terza ruota. In corda c'è Gombitelli che attende l'open stretch tra i cavalli Giada Capar. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in vantaggio Gioia Trio. Gombitelli prova ad andare in open stretch, scatta Goganga Fi al largo, Gombitelli di dentro, Gioia Trio tra i cavalli, Gazzimil che riparte, Gombitelli di dentro e con Gazzimil che lottano. Gombitelli vince nei confronti di Gazzimil. Al terzo posto Gioia Trio, 34 ad arrivare, 1:16,6 la media al chilometro per il successo di Gombitelli. Sandro Miraglia per Roberto Stancari, vince il figlio di Varenne, Paprika Horse, open stretch propizio per il numero 2 dello schieramento che quando trova l'aria scatta e viene a vincere di 3/4 di lunghezza. Gazzimil corre bene tutta strada di fuori ma è secondo. Terza l'iniziale leader Gioia Trio, la vittoria a grossa quota 50 contro 1 quota fissa per Gombitelli, Sandro Miraglia, Roberto Stancari.